E torniamo a parlare di lavoro, parlavamo dei centri per l'impiego, in molti a casa che ci stanno seguendo li avranno frequentati, spesso si sono sentiti abbandonati, eppure hanno un'importanza strategica per il ricollocamento delle persone e ricordo, come stavamo dicendo prima, sono sotto le province, province che oggi devono essere smantellate. Dicevamo, quale futuro per i centri per l'impiego? Allora, giusto per ritornare un attimo al discorso della Germania e darvi proprio due numeri, il periodo di riferimento è 2013, Eurostat prevede che l'Italia abbia speso 75 euro per disoccupato a fronte alla Germania che ne ha spesi 1700. Gli operatori orientatori, cioè coloro che devono seguire le persone che si trovano in stato di disoccupazione, in Italia sono 8500, in Germania sono 90.000. Giusto per darvi la proporzione, 10 volte tanto. Perché? Perché tu riesci a ricollocare nel mercato del lavoro le persone se le segui, se riesci a tracciare il profilo, se riesci a contattare le aziende, se riesci a capire i fabbisogni delle aziende e quindi ad incrociare domanda ed offerta. E negli altri paesi europei, giusto per citare la Germania piuttosto che l'Austria, l'operatore pubblico o privato che riesce a collocare le persone nel mercato del lavoro prende un incentivo. Quindi più persone tu collochi... persona ricollocata nel mondo del lavoro. Sì, quindi io operatore che lavora al centro per l'impiego in Austria, più persone riesco a collocare nel mercato del lavoro, più vengo incentivato in termini di stipendio. Quindi questa incentivazione che deve essere data anche agli operatori serve per favorire l'inserimento. In Inghilterra è lo stesso. Sì, con la differenza Luigi Brugnaro, prego. Soltanto con la differenza che in Italia abbiamo anche gli operatori privati che non beccano, non costano niente allo Stato, stanno facendo il 95% del mercato del lavoro, invece che incentivare gli uffici pubblici, basterebbe semplicemente fare come si fa in America, in Inghilterra, e far sì che il privato guadagni, parliamo del ricollocamento, soltanto se ricolloca e non andiamo a fare carrozzoni che non funzionano, che non hanno funzionato e non funzionano. Sì. È davanti agli Quindi occhi di dare tutti. in gestione il ricollocamento a strutture private che già sono operative sul territorio. Attualmente è così, ma soprattutto a costo zero per lo Stato. Le percentuali che noi abbiamo è che il grosso in realtà dell'utenza passa per i centri per l'impiego, quindi per le strutture pubbliche, più che per il privato, al di là di tutto. Comunque va benissimo l'esistenza del pubblico e privato, però bisogna essere sinceri, è che devono essere sicuramente potenziate e il problema di fondo è proprio questo. Noi non possiamo pensare di avere, ad esempio in provincia di Padova abbiamo 9 centri per l'impiego dislocati sul territorio dove c'è un operatore per centro per l'impiego che fa incontro domanda e offerta, che è l'attività fondamentale. Ci dovrebbero essere più persone, come succede negli altri paesi europei, perché questo facilita l'inserimento delle persone. Le persone devono essere seguite, deve essere definito il profilo, bisognerebbe andare a contattare le aziende, definire il fabbisogno delle aziende e quindi permettere la ricollocazione in questo senso. Purtroppo di risorse in Italia finora non sono state destinate per le politiche attive ed è questo il nostro problema di fondo. Cioè noi dobbiamo inserire più stanziamenti, più fondi per le politiche attive, per accompagnare le persone, come succede negli altri paesi europei. Ma scusi, adesso posso dire una cosa anch'io, perché sto parlando mezz'ora. Cioè, io sono d'accordissimo sull'accompagnamento del lavoratore, sono d'accordissimo che bisogna capire le necessità delle imprese, ma proprio perché si può fare senza uno costo per lo Stato, facciamo fare invece ai centri per l'impiego le verifiche, per esempio sulle scuole, se i ragazzi sanno fare l'alternanza scuola-lavoro. Diamo quell'orientamento là, visto che sono ufficiali, cioè comunque dipendenti pubblici, sono di grande spessore professionale spesso e volentieri. Perché non li facciamo fare delle cose che oggi non ci sono e che deve fare il pubblico? Per esempio, il rapporto tra scuola e lavoro non lo deve fare un privato, nelle scuole è bene che ci vada la struttura pubblica, allora si muovono, escono dagli uffici, no, stanno un po' fuori per la strada che non gli fa male, vanno nelle scuole, allora dici con quei soldi che ci sono già almeno li spendiamo per qualcosa. E invece il lavoro che possiamo trovare come privati, che non costiamo niente, anzi siamo noi i primi a dire soltanto se trovi il lavoro, ti fai dare, parliamo di ricollocamento adesso, dai quello che fanno in Lombardia attualmente e funziona tantissimo, è un bonus che viene dato soltanto all'assunzione. Se l'agenzia privata o pubblica è uguale, non cambia niente, o qualsiasi soggetto che fa formazione eccetera, ma i soldi li dai soltanto se il lavoro lo trovano. Li dai chi a chi? Sono soldi pubblici, quindi queste attività, in questo caso Lombardia, diceva. i famosi, parliamo in questo caso politiche attive, no? Le politiche attive sono dei soldi che vengono messi per agevolare il lavoratore che perde il
lavoro non lo trova, perché venga ricollocato. Allora abbiamo grandi percorsi formativi e abbiamo costruito dei carrozzoni infiniti sulla formazione pubblica, con soldi pubblici, cioè dove la gente sta sempre a fare formazione. Invece dobbiamo puntare non che faccia formazione, la faccia ma per trovare il lavoro. Io ti do dei soldi se però quel lavoratore, quel ragazzo o quella persona che è disoccupata ritrova il lavoro. E se non sei capace di fare formazione, lo chiudi, fai lavorare quelli che funzionano. Cioè i soldi non ci sono più nello Stato, non possiamo immaginare di continuare a investire così, siamo in pochi, mettiamo ancora di più. Guardate, non trovano il lavoro perché le aziende, cioè c'è uno scollegamento completo, il pubblico deve fare il pubblico, cioè esattamente le cose che è giusto che faccia il pubblico. Io penso che nei ragazzi minorenni, dove ci sono le scuole pubbliche, devono andarci gli operatori pubblici, perché è bene che allora noi non riusciamo, agenzie private non riescono a contattare i ragazzi, perché c'è una dicotomia nelle università, parliamo dei baronati dell'università, i professori, i vari centri, tutti si tengono questi dati, queste cose, li mettano sul mercato del lavoro, ci diano i nomi di questi ragazzi, andiamo a prenderceli a casa, i famosi NEET che non lavorano, non studiano, non fanno niente. Bisogna metterli a lavorare questi qua. È un fallimento il sistema italiano per come è stato. La garanzia giovani è stata un fallimento, gliel'avevamo detto noi al Ministro, l'abbiamo spiegato e continua a insistere su questa cosa qua. Cos'è la garanzia giovani? La garanzia giovani è l'Europa, lo Stato italiano e le varie regioni hanno messo a disposizione di tutti 1 miliardo e 300 milioni, più forse. Però è stato un fallimento, nel senso che questi soldi dovevano servire a trovare del lavoro ai giovani, difatti sono sotto una certa età, questi fondi sono fondi europei, cofinanziati da Stato e Regione, e spesso ogni regione ha fatto un po' come ha voluto. Abbiamo tentato di chiedere una disciplina nazionale, gli unici che hanno messo delle offerte di lavoro in questo portale sono le agenzie private, perché questo è un dato di fatto oggettivo. Investiamo. Sono morte delle persone, Marco Biagi, D'Antona, sono stati ammazzati dalle Brigate Rosse perché noi vogliamo portare la legalità. Ma il 90% dei ragazzi di Garanzia Giovani sono passati per i centri per l'impiego. Ma non c'è, è stato un fallimento Garanzia Giovani, signori, è stato un fallimento. È un fallimento perché non c'è offerta. E questo adesso questo ci arriviamo. E qui ci arriviamo. Dobbiamo parlare anche della burocrazia che ci sta dietro. Possiamo parlare anche della, guardate, possiamo parlare anche di tutta la burocrazia che ci sta dietro purtroppo a Garanzia Giovani, che è questo grande problema. Posso dire, Prego, non c'è offerta. Allora, a monte come premessa il problema è che l'occupazione e l'offerta di lavoro nasce se c'è un rilancio delle attività produttive, se c'è un rilancio degli investimenti, dell'attività produttiva, degli investimenti in ricerca, in innovazione. Adesso sarebbe troppo di per sé nessuna regolamentazione del mercato del lavoro o nessuna struttura pubblica di gestione dei centri per l'impiego può creare e determinare di per sé lavoro, sbocco occupazionale. Ma non è neanche il suo compito. No, appunto. Invece sono d'accordissimo che le politiche attive del lavoro sono importantissime, che le strutture pubbliche dei servizi per il lavoro devono avere un ruolo centrale, non esclusivo, in forte coordinamento anche con i soggetti privati che intervengono sulla costruzione di proposte formative, di proposte di ricollocazione. In Veneto stiamo lavorando fortemente per una rete di coordinamento fra la struttura pubblica e la struttura privata. Noi come CGIL riteniamo che sia centrale il ruolo della struttura pubblica, non per ideologia, ma perché innanzitutto ha dato dimostrazione di essere quella più in grado di intercettare l'accoglienza, l'intercettazione di... sì, l'esempio che faceva l'assessore, mi pare. Adesso si chiama consigliere delegato. Consigliere delegato, dell'assessore. Ecco, sulla garanzia giovani è preciso. Cioè la stragrande maggioranza dei giovani intercettati rispetto all'iscrizione al percorso di garanzia giovani è stata fatta dai centri per l'impiego, nonostante fossero accreditati tutti i soggetti privati, che siccome non avevano un business diretto non si sono mossi in quel senso, perché questa è la verità. Così come guardi, non è vero che non ci sono finanziamenti ai soggetti privati. Mi faccia dire una cosa, ma solo un secondo. Cioè, il problema non è solo intercettare i giovani e costruire dati su dati, no, lo dico per precisare, dobbiamo dargli il lavoro. Cioè, dopo veniamo sulla seconda parte. Ma allora è un'altra partita. Ma noi dobbiamo arrivare, guardate, noi dobbiamo mettere in mano la mano sinistra con la destra insieme, perché insieme devono lavorare insieme. Abbiamo uno Stato che è scordinato. No, non sto attaccando nessuno. Ma non possono andare i centri per l'impiego dai minorenni e alle scuole a chiedere che cosa vogliono fare. Cioè, è il sistema scolastico che sicuramente deve coordinarsi col mondo del lavoro. Ha perfettamente ragione. In Italia c'è
un operatore ogni 500 disoccupati o giovani in ricerca, inattivi in ricerca di lavoro. In Germania ce n'è uno ogni 30. In questo momento parliamo di un sistema scordinato. In tutti i vostri discorsi il grande assente è lo Stato, perché oggi parliamo di una formazione che è scollegata dal mondo del lavoro. Parliamo di un mondo del lavoro che non trova i giovani, ma ce ne sono, e sicuramente ci sono dei dati anche a disposizione di università e centri e quant'altro. Parliamo di aziende che sono in difficoltà e cercano una normativa chiara e precisa da applicare, e vediamo Union Liberi che contestava appunto la non chiarezza della normativa che spesso genera incertezza. Prego, mi stava dicendo... Allora, io ho ascoltato tante cose interessanti stasera, alcune hanno erudito anche me. Però ci dimentichiamo un aspetto importante. Allora, il Job Act perché nasce? La finalità qual è? Quella di rendere chi non aveva il lavoro, chi ce l'aveva precario, stabilizzarlo in qualche modo e facilitare poi l'ingresso nel mondo del lavoro. Stasera abbiamo sentito i rappresentanti dei lavoratori che sono scontenti, i rappresentanti delle aziende che sono scontenti. Il fatto che ci sia uno scollegamento tra tutte queste iniziative e l'Italia sta perdendo produzione, ha perso produttività. A Verona ci sono aziende che chiudono ogni giorno. Adesso 3 colossi sono in forte difficoltà a Verona e andranno a parlare con il prefetto nelle prossime settimane. E parliamo di colossi. Termomeccanico. Sì. E parliamo di colossi, cioè aziende che avevano centinaia di dipendenti. Allora sì, c'è anche la Fredigoni, ce ne sono diverse. E questa è una moria continua da settimane. Se ne occupava, secondo me, molto bene il centro per l'impiego della provincia di Verona con l'assessore che c'era fino alle ultime elezioni, adesso siamo tutti consiglieri delegati. Perché usa il passato? Perché usa il passato, se ne occupava molto bene il centro per l'impiego? Perché adesso le competenze delle province sono state ridisegnate, i fondi sono stati praticamente congelati su quasi tutto, delle competenze le regioni le devono ancora disciplinare in capo alle province e nel frattempo bisogna mettere in mobilità la metà del personale e quindi con le organizzazioni sindacali si sta trattando di vedere come fare e io ho una linea l'ho data ben precisa, cioè non si può pensare di lasciare a casa 250 persone così, prendendone a spizzichi a bottoni dai vari settori, bisogna capire quali sono le materie delegate che restano alle province fin tanto che non verranno abolite, non solo con la parola provincia tolta dalla Costituzione, ma che saranno proprio cancellate. Bisogna capire quali sono le competenze che restano proprie delle province fino a quel momento lì e togliere i dipendenti laddove non restano queste competenze, solo lì, perché altrimenti io perdo tempo a formare nuovo personale da reinserire nelle competenze che mi restano. Ma parliamo di reinserimento all'interno delle province? Certo, perché parliamo di formazione. Ma mentre c'è tutto questo cambiamento a livello politico, le aziende che fine fanno? Perché le aziende hanno bisogno domani mattina, anzi ieri, il mese scorso, le aziende oggi devono e i lavoratori essere di conseguenza, perché poi di essere competitive con le aziende che stanno fuori. Cuneo fiscale e tasse uccidono le aziende, uccidono gli artigiani, vanno a delocalizzare da altre parti, perché non si può essere competitivi in Italia dove anche il costo dell'energia per produrre è nettamente più alto di quelli che ci stanno fuori a 200 km. Perché l'imprenditore e l'artigiano veneto, prima di andare a investire in Slovenia piuttosto che in Romania, hanno tentato di tutto in questo paese per rimanere. Perché? Perché c'è un rapporto con i propri dipendenti che è familiare. Quindi portare le aziende fuori è un'umiliazione anche per l'artigiano, perché ormai si conoscono tutti, hanno sempre lavorato insieme, non c'è la distinzione padrone-lavoratore. Come si diceva prima, i dipendenti, le nostre aziende sono quasi tutte sotto i 15 dipendenti. C'è una conoscenza personale, non impersonale. Dover essere costretti ad andare all'estero, io ne conosco tanti, qualcuno l'ho anche seguito per seguire alcune posizioni, e capisce che è un'umiliazione. Uno arriva a fare questo soltanto perché è necessitato, costretto. Poi appena può, cosa fa?
riesce a portare del lavoro, delle commissioni in Italia da produrre qui per portare all'estero. Ma questo quando è già avviato da tanti anni all'estero, con lavoratori che ha preso all'estero e formato all'estero. Il problema delle aziende, adesso a parte poi che bisognerà capire la farraginosità di tutta questa normativa, perché come al solito in Italia questo governo non fa differenza rispetto agli altri, prima parte dalla coda e poi arriva alla testa. In che senso? Ma perché sono tutti provvedimenti buttati lì un po' a caso. Si può arrivare al 1° marzo e non sapere ancora, non avere ben chiari tutti i decreti con tutti i passaggi che devono essere fatti. Alcuni sono stati pubblicati, alcuni no, e domani mattina poi che entra in vigore questa normativa qui. Con le province cosa hanno fatto? Sono partiti dalla coda. Un paese razionale e normale parte abolizione del termine provincia e poi va di conseguenza, invece qui sono partiti. Prima togliamo le competenze, poi togliamo i lavoratori, poi togliamo invece la parola province, lo faremo nel giro di 2 anni. Ma siamo un paese di... Solazzo scuoteva la testa, Partito Democratico. Allora io ho ascoltato insomma questa mezz'oretta di dibattito e quello che mi piacerebbe cercare di sottolineare è un attimino una visione d'insieme che probabilmente ci manca. Ormai dalla legge Biagi, mi scusino diciamo chi non è molto ferrato, però è importante fare un po' di storia del mondo del lavoro. Allora, dalla legge Biagi l'Italia che cosa sceglie? Sceglie, bene, è importante affiancare diciamo, a un sistema un po' rigido del mondo del lavoro un sistema di contratti a tempo determinato e tutto un insieme di altri contratti per rendere più vivace, tra virgolette, la domanda e l'offerta, i contratti di lavoro, e si cerca attraverso questo metodo di creare occupazione. Io mi permetto di aggiungere complicare la vita anche alle micro e alle piccole imprese che così facendo, con questa miriade, moltitudine di contratti, ha bisogno di consulenti e consulenti e consulenti. Ma prego, continui. Sì, verissimo, anche vero che così nascono i contratti che vanno fortemente a togliere tutele al lavoratore e in alcuni casi a dare molte tutele al datore di lavoro, tipo il contratto di somministrazione, eccetera, e dall'altra parte esistono altri contratti che invece sono l'opposto. Quindi il problema è che quando si creano cose bisognerebbe un attimino pensare a che cosa c'è stato prima. In questa idea nasce l'idea del governo Renzi che praticamente dice non c'è un grosso problema nel mondo del lavoro in Italia. È sotto l'occhio di tutti, è sotto l'occhio sia di chi si affaccia al mondo del lavoro, sia di chi a 50 anni si trova senza, perché poi c'è una grave, diciamo, questione drammatica del ricollocamento che ne abbiamo parlato anche prima, di chi è troppo giovane per andare in pensione e di chi è troppo vecchio per entrare nel mondo del lavoro perché non viene assunto dalle imprese. Queste due cose, che cosa viene pensato? Allora, intanto una razionalizzazione dei contratti, difatti il COCO-CO e il COCO-PRO, che già in un iter, diciamo, dopo la riforma Fornero vengono definitivamente tolti, quindi si cerca di andare a dire basta con la precarizzazione del lavoro. Dall'altra parte si dice anche cerchiamo di ridurre le false partite IVA e creiamo un mondo del lavoro reale di dipendenti, di datori di lavoro più chiaro. A fianco a questo, che è il decreto Poletti e dopo il decreto, diciamo, più soprannominato, insomma, Jobs Act, che è una delega, come è stato detto prima, di più decreti, si va a dire non solo togliamo dei contratti di lavoro che non hanno funzionato e non hanno portato a quello per cui sono nati. Arriviamo al dunque, a cosa serve? Qual è la parte saliente? Perché sul togliere io ho sempre seri dubbi, perché se lei mi mette che da marzo il contratto è diverso secondo una nuova normativa, tutti i precedenti lavoratori invece ricadono nella vecchia, già non è una semplificazione. No, io penso sempre alle piccole aziende che non hanno consulenti e disponibilità anche economica per poterli pagare. Però, prego. Io stavo dicendo un'altra cosa e poi arrivo al contratto tutele crescenti.
Col decreto Poletti si vanno a togliere dei tipi di contratti proprio per intero, che erano il contratto a collaborazione e il contratto a progetto. Questi due tipi di contratti hanno creato tutti ragazzi della mia età che vanno a lavorare in un'azienda, vengono pagati alla fame e se gli va bene vengono presi dopo 3 anni a falsa partita IVA e vengono rimasti lì, in realtà dovrebbero essere dei dipendenti con meno tutele, eccetera, eccetera. Quello che invece viene dopo, così cerco di concludere, è il contratto a tutele crescenti, che è, come è stato spiegato prima, ha un'idea diversa e l'idea è quella della flex security, che si affianca al sistema della NASPI, che è stato spiegato prima, per cui si cerca di dare delle nuove opportunità. Vorrei chiarire che un pezzo di carta non crea lavoro. Chi crea lavoro è l'impresa. Quindi non andiamoci a nascondere dietro la critica o non la critica di un singolo pezzo di carta. Ovvio, il governo ha l'obiettivo e ha anche il dovere, non solo morale, tra virgolette, di creare gli strumenti all'impresa. Però è l'impresa che poi crea posti di lavoro, quindi in questo caso secondo me è fondamentale vedere questo provvedimento nel provvedimento più grande che si conclude con la legge di stabilità del governo, ma ne ha molti altri, che va a cercare di stimolare con per esempio gli 80 euro e tutto un insieme di altri provvedimenti il mercato a livello interno di Italia, perché l'impresa se non ha qualcuno che compra non vende. Quindi noi possiamo anche inventarci tutto quello che vogliamo sui contratti di lavoro, però o immaginiamo un sistema più ampio per cui il governo va ad incidere e cerca nei limiti del possibile, quindi con le tasse e il fisco, di ridurre, ed è la prima volta che lo si fa negli ultimi 15 anni, si va a ridurre le tasse e poi... Sì. Parliamo dello sgravio degli 8.000 euro annui nel caso di assunzione. Sì, sì. Aumentiamo le altre tasse. Vabbè, non so, io per carità non ho mai mitizzato nessuno e sono però forte di una cosa: si può fare sempre meglio, però c'è qualcuno che fa e c'è chi parla. Io preferisco chi fa, sinceramente, non chi parla. Certo, anche se sì, gli 80 ma euro per sono carità. stati dati, ma ne sono stati presi 400 agli stessi dipendenti per la busta paga ora della fine. Vabbè, ma allora... Però Renzi ha detto, però a qualcuno gli 80 euro li ho dati. Io sì, penso che non interessa... Meno 320, meno 400. Vabbè, io penso che interessa alle persone che sono a casa quello che avranno nel portafoglio e se il loro nipote piuttosto che il loro figlio avrà un posto di lavoro, non le beghe politiche che non servono a niente. Quindi quello che stavo dicendo è che bisogna immaginare che questo provvedimento vada in un'idea molto più grande, che con tutto un insieme di sgravi fiscali, con la riduzione dell'IRAP, che è una tassa dal mio punto di vista iniqua nei confronti delle imprese, e con tutto un insieme di altre riduzioni, non solo di possibilità fiscale, come abbiamo sentito prima, di cui ce n'è certezza, e dall'altra parte con un'incisività sul mondo del lavoro per creare nuove assunzioni. E se andiamo a vedere il trend degli ultimi dati usciti proprio ieri dall'Istat, effettivamente è aumentata sia la percezione da parte delle persone di avere un futuro migliore e di avere un reddito che è in fase crescente, sia l'aumento dei consumi. Quindi quello che sto dicendo e concludo è che gli 80 euro, i Jobs Act e tutto un insieme di altri provvedimenti che stiamo vedendo, che sono le riforme costituzionali, daranno gli strumenti all'impresa e al lavoratore di potersi incontrare e di poter cercare di domani avere più lavoro e avere più opportunità. Ma gli strumenti, ma sono questi gli strumenti di cui l'impresa ha bisogno? Professor Casani nel frattempo ci ha raggiunto, perché se andiamo a vedere in Germania non ci sono sgravi per chi assume in Germania, assolutamente, ma l'impresa che cerca un lavoratore preparato e formato si rivolge al centro per l'impiego e trova un lavoratore preparato e formato. Questa è una grossa differenza sicuramente tra il modello italiano, che è scollegato la formazione, spesso purtroppo, non in tutti i casi perché non è giusto neanche generalizzare, però spesso è scollegata dalle esigenze del mondo del lavoro e manca una pianificazione, manca un collegamento in questo senso tra la formazione, anche le realtà sindacali che in questo senso possono sicuramente intervenire ed aiutare, e il mondo del lavoro. Sì, bisogna dare atto che lo Stato italiano non funziona.
che emerge in questo dibattito la volontà di risolvere i problemi secondo il proprio punto di vista e se non secondo un punto di vista collettivo. Perché se si vuole tirare il carro si decide da quale parte si tira, ma si tira tutti dalla stessa parte. Poi si stabilirà anche in quella fase, perché non sempre si indovinano le soluzioni, di cambiare rotta. Bisogna avere la capacità di fare le leggi e applicarle, ma applicarle bene. Quando un articolo 18 è un deterrente solo per una parte e non è un equo riferimento per fare giustizia, allora questo è il risultato. E bisogna dircelo chiaro. Non possiamo dire caviamo l'articolo 18, poveri lavoratori. Allora, e io mi ricordo, ho l'età per ricordarmelo, come gli imprenditori da 70 anni vengono normalmente criminalizzati. Ma non perché è nata una cultura in questo senso, ed è una cultura terribile, perché è come dire, criminalizzo la fonte dell'acqua che mi consente di bere. Ora, non è detto che l'imprenditore abbia sempre ragione. L'imprenditore ha una sua capacità contrattuale molto forte che va modificata e limitata. Perché in un contesto sociale le parti, è il gioco delle parti e questo è il fondamento su cui cresce una nazione. E non possiamo pensarla in maniera diversa. La Germania, che ha 100.000 peccati mortali, non veniali, una cosa ha capito sempre, che per essere uniti bisogna che ciascuno si comporti in maniera tale da tirare quel famoso carro in una certa direzione ed è anche capace a cambiare direzione in tempo reale. Perché? Perché tutti sono d'accordo che se il carro sta andando dentro un burrone, a nessuno conviene tirarlo dentro un burrone. Ma non possiamo continuamente dire salvare un articolo 18 che i giudici, e parliamo di giustizia ingiusta in Italia, perché finalmente è venuto fuori una cosa che da 27 anni aspettavamo, la responsabilità civile dei giudici. Non possiamo pensare che i giudici facciano quello che vogliono, secondo un'interpretazione meramente di parte. Allora, se un dipendente ha fatto determinate cose, deve essere il primo al sindacato di dire ti metti da parte, fai le cose come devono essere fatte, poi ti integriamo. Ma bisogna farlo. In Germania, quando mettono in cassa integrazione, il dipendente ha la possibilità non di fare dei corsi così, faceva il saldatore, lo mettono a fare i corsi di gelataio, come succede in Italia, perché quel corso è finanziato da è accettato da una determinata corrente politica che aiuta questo o quello, perché l'importante è far girare i soldi in tasca degli amici. Questo non è stato. Questo è assurdo e stiamo qui a discutere su queste cose. Prendiamo la realtà per quella che è, brutta o buona che sia, e prendiamo atto che le cose vanno modificate, anche se mi dispiacciono a livello, ma è finita l'ideologia. Bisogna cominciare... Scusa. Difatti non ho parlato di articolo 18 nessuno perché... nessuno ma penso che sia solo strumentale e non va nei fatti a concretizzarsi. In un paese capitalista per eccellenza, in un paese capitalista per eccellenza come gli Stati Uniti, non c'è questa discrepanza tra il lavoratore e il capitalista e l'imprenditore. Posso tradurre una cosa, se posso aggiungere, perché io sono d'accordissimo. Noi gli stiamo dicendo che il Job Act va nella direzione giusta, te la traduco così è chiara, ma dipende, va nella direzione giusta. Attenzione. Adesso però, no, sì, va nella direzione giusta, dobbiamo dargli un po' di contenuto, cioè dobbiamo far sì che dopo sta roba vada in quella direzione lì. Come viene gestito il Job Act, io sono d'accordo che ha dei lati negativi e dei lati positivi, ma se nell'applicazione tutti ci mettiamo d'accordo che va in una certa direzione e il governo ha anche il tempo di modificarlo,
perché può farlo, non contraddice se stesso, se dice lì ho sbagliato, adesso lo modifichiamo e siamo a posto. Questo vuol dire vivere la società, no? Ma vogliamo mettere il discorso, facciamo un esempio tra una nazione capitalista e una nazione capital comunista come la Cina. C'è libertà in Cina, dove la gente si butta dal terzo piano perché deve lavorare 12 ore al giorno, 24 ore su 360 giorni all'anno, e va a fare concorrenza a noi che abbiamo un'istituzione che abbiamo regolamentato anche con l'articolo 18, e l'articolo 18 ci viene addosso perché la Cina fa concorrenza sleale nel mondo normale, nel mondo democratico, perché per quanto vogliamo così criticare la nostra nazione, sicuramente abbiamo un livello altissimo di democrazia. Allora non posso accettare che i cinesi vengano a fare quello che stanno facendo. Io non posso pensare che quelli che vengono attraverso i traghetti ci rimettono la pelle, diventano gli schiavi dei cinesi perché vanno con i lenzuoli in mezzo alle strade a vendere le borsette che costano 3 centesimi in Cina, 3 centesimi di euro. Ripeto, i nostri telespettatori l'avranno già sentita 20 volte, io ho comprato 1000 cravatte a 20 centesimi l'una. E vi garantisco, non ce l'ho questa sera, ma sono tutte bellissime. Le trovate in centro di Padova a 70 euro. Cosa possiamo fare? Non possiamo accettare che ci sia da una parte del mondo degli schiavi comunisti e dall'altra parte del mondo ci siano persone per bene che devono soffrire. Ma ci sono state anche imprese italiane che sono andate a produrre in Cina a 3 centesimi e hanno venduto in Italia a 90 euro. Sì, lasciando fuori e non hanno pagato le imposte in Italia e neanche in Cina perché avevano gli sgravi fiscali. No, perché quando servono anche qua le posso spiegare il meccanismo. Le posso spiegare il meccanismo. A 3 centesimi, poi vanno a Hong Kong, aumentano il prezzo perché non pagano le tasse, certo. Quindi costano 50 euro, vengono importanti a 50 euro, cava le spese, li vendono a 60 e abbiamo risolto il problema. Questa globalizzazione è una delle cause che va modificata e contenuta. Allora, scusate, io artifizi che noi stiamo portando avanti anche stasera in maniera molto, molto positiva, direi, e critica, stiamo esaminando tutte le sfaccettature di questa nuova riforma. Ma se non capiamo, come prima cosa, che dobbiamo abbassare il costo del lavoro all'impresa e dare più soldi ai lavoratori, perché noi continuiamo a parlare e paragonarci alla Germania. Quanto prende un lavoratore in Germania in busta paga netta rispetto al lavoratore italiano? Quanto costa un dipendente, un imprenditore tedesco e quanto costa in Italia? Finché non abbassiamo questa differenza, Jodax, PP, PUPU, i contratti di collaborazione sono palliativi che risolvono lo 0,0 di qualcosa. Se non incidiamo lì non facciamo niente. Un attimo di pubblicità e torniamo a parlare di Job Act e lavoro.